Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Non colpevolizziamo Palermo, favoriamo il cambiamento di cultura. Dopo lo stupro di gruppo al Foro Italico, il prefetto promette più controlli e parla di atteggiamenti maschilisti da estirpare. Torna in carcere il ragazzo all'epoca dei fatti minorenne, trasferiti in altri penitenziari gli altri 6. Io non sono carne. Contro la violenza sulle donne si mobilitano in rete i personaggi della politica e dello spettacolo. A Termini Imerese gravi minacce al sindaco Maria Terranova, che si batte per la legalità e il decoro urbano della sua città, la solidarietà del governatore Schifani e dell'ANCI. Ultimo controesodo d'agosto con stangata sui prezzi di benzina, traghetti e voli aerei, code agli imbarchi dei traghetti. Addio cabine telefoniche, dopo 70 anni finisce un'epoca, verranno smontate anche in Sicilia, le ultime ancora attive. Bentrovati a Sicilia 24, violenza di gruppo a Palermo, il prefetto promette più controlli sulla movida e lotta agli abusivi, ma deve cambiare, dice, la cultura dei giovani. Oggi si è svolto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dopo appunto lo stupro della ragazza di 19 anni al Foro Italico. Sono stati intanto trasferiti in altri carceri i componenti del branco. Marco Gullà. Non colpevolizzerei questa città che l'episodio è gravissimo, va condannato e soprattutto noi dobbiamo favorire il cambiamento della cultura. Un cambiamento culturale, ma non solo, anche un presidio rafforzato per la zona della Vucciria, più controlli e mettere in sicurezza le aree abbandonate di Palermo, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è riunito questa mattina dopo il caso della violenza sessuale del Foro Italico. Il prefetto Maria Teresa Cucinotta annuncia nuove misure nella zona del mercato della Vucciria e del centro storico. Bisogna reprimere ma al contempo educare, è il messaggio che il prefetto ha voluto mandare in un momento delicato per la città di Palermo. Il minorenne che ha partecipato alla violenza e che è stato scarcerato da ieri è nuovamente recluso al carcere Malaspina. È bastato leggere alcuni messaggi scambiati con un amico e alcuni post pubblicati sul profilo TikTok per convincere il giudice ad aggravare la misura cautelare. Lei si è sentita male ed è svenuta più di una volta, troppe risate, scrive il minorenne ad un amico. Successivamente, al 19 agosto, quando è stato disposto il collocamento in comunità, il giorno dopo il minore ha pubblicato su TikTok alcune immagini con le seguenti frasi: chi si mette contro di me si mette contro la morte, le cose belle si fanno con gli amici. Tali nuovi e sopraggiunti elementi investigativi, si legge nel provvedimento del GIP Antonina Pardo, tratteggiano la personalità di un giovane che, lungi dall'aver avviato un percorso di consapevolezza del gravissimo reato commesso, così per lui si sono riaperte le porte del carcere. Nella rete non c'è solo chi cerca in maniera morbosa le immagini dello stupro al Foro Italico di Palermo. Da Maria Elena Boschi a Maria Grazia Cucinotta, volti noti della politica e dello spettacolo si mobilitano contro la violenza sessuale. A Catania nasce anche una chat Telegram per segnalare luoghi e situazioni poco sicure per le donne. Simona Mazzone. Da Maria Grazia Cucinotta a Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo, Alessandro Preziosi, Maria Elena Boschi, per citarne alcuni. Sono decine i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, migliaia gli utenti social che hanno aderito alla campagna #Io non sono carne per manifestare vicinanza alla 19enne vittima dello stupro di Palermo da parte di un branco di 7 ragazzi. Un grido che nasce proprio dalla frase agghiacciante di uno degli indagati che in chat si giustificava: la carne è carne. E no, donne e uomini non sono carne, è il messaggio unanime dell'iniziativa che ha riunito in pochissime ore tanti personaggi dopo la prima forte reazione sui social di Ermal Meta. Rabbia, disgusto, tristezza, paura e un gran bisogno di giustizia. Io non sono carne, scrive Carolina Crescentini. Oggi tocca a noi scendere in campo, dobbiamo essere libere di dire no ad una relazione tossica senza rischiare la vita. Servono pene esemplari, non possiamo più sentire se l'è cercata, scrive in un lungo messaggio Adriana Volpe. Se da un lato c'è una grande mobilitazione contro la violenza, purtroppo fatti di cronaca con vittime le donne non si arrestano. Accade a Caivano, in provincia di Napoli, 2 cugine di 13 anni violentate da un gruppo di 6
adolescenti al parco, o a Firenze dove una 26enne australiana alla pari, mentre si trova in discoteca, viene trascinata nei bagni del locale da un nigeriano che dopo aver chiuso a chiave abusa di lei, solo per citare gli ultimi. Una violenza dilagante, amplificata ancora di più dalla caccia irrefrenabile di notizie, dettagli, filmati da vedere e condividere sui social che nell'era della globalizzazione e della realtà virtuale creano una vera dipendenza. La sete di guardare un tempo si limitava al buco della serratura, oggi passa attraverso la rete. Ma c'è anche l'altra faccia, che i social li utilizza per fare gruppo e per lanciare messaggi positivi, come appunto la campagna Io non sono carne, o per ritrovarsi insieme, striscioni al petto e bandiere in mano, nelle manifestazioni nate a Palermo o a Catania, con un affollato corteo in via Etnea organizzato da Non Una di Meno e Mi Cuerpo Es Mio, insieme ad associazioni e movimenti contro la violenza. Qui è nata l'iniziativa di una chat Telegram Sorella, non sei sola, utile alle donne per segnalare momenti e luoghi in cui ci si sente poco sicure. Non Una di Meno si riunisce a Catania nella sede del consultorio Mi Cuerpo Es Mio in via Gallo 1 tutti i giovedì alle 19. Basta paura, dicono, è ora di trasformare la rabbia in forza collettiva. La sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, durante un sopralluogo, mentre sottolineava la necessità del rispetto delle regole e del decoro urbano a un gruppo di commercianti, è stata minacciata da un ambulante che le avrebbe detto "ti scippo a testa". Solidarietà del governatore Schifani. Simona Mazzoni. Adesso basta. Poi avrò le critiche che avrò sospeso tutti i mercati che da 50 anni sono a Termini Imerese. Benissimo, mi prenderò pure questa. Adesso chi non pulisce non mette piede a Termini Imerese. Lei è la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, e in questo video denuncia le condizioni di massimo degrado ambientale in cui vengono lasciate da alcuni commercianti le aree mercatali settimanali e del contadino, nelle quali hanno la possibilità di vendere la merce anche ambulanti provenienti da fuori città. È inaccettabile vedere come viene lasciata la nostra città. E adesso si prenderanno provvedimenti seri, perché è inaccettabile, perché una città che accoglie, una città che ti fa lavorare deve essere rispettata e merita di essere rispettata. Una bacchettata che evidentemente non è piaciuta a qualcuno. Il giorno dopo aver postato il video su Facebook, la sindaca è stata minacciata, come lei stessa, nell'epoca in cui anche le denunce sono social, racconta sul suo profilo. Durante un giro ispettivo, mentre sottolineava la necessità del rispetto delle regole e del decoro urbano a un gruppo di commercianti, uno di loro, racconta la Terranova, le avrebbe detto "ti vegno a cerco e ti scippo a testa". In questa frase c'è violenza, ottusità, prepotenza e squallore, commenta la sindaca, che definisce quell'atteggiamento tipico di chi pensa di poter sputare in faccia agli altri e di farlo impunemente. Il commerciante si è beccato una denuncia da parte della Terranova, alla quale è arrivata la solidarietà da buona parte del mondo politico e istituzionale. Il presidente siciliano Schifani le ha telefonato, dando il proprio sostegno e quello della giunta all'azione di affermazione dei valori di legalità e di rispetto delle regole. Sono certo, conclude il governatore, che Maria Terranova non si farà intimidire da simili atti inqualificabili e inaccettabili. Per il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici, la legalità passa anche attraverso il rispetto delle regole e dell'ambiente. In questo compito gli amministratori locali sono spesso esposti. Un fatto questo evidenziato dal presidente dell'ANCI nazionale De Caro, che con ANCI Sicilia esprime vicinanza al primo cittadino termitano. Nessuna intimidazione riuscirà mai a fermare o a condizionare il lavoro che donne e uomini coraggiosi svolgono ogni giorno al servizio delle proprie comunità. All'aeroporto di Palermo la polizia ha arrestato un 50enne russo appena atterrato. L'uomo era stato condannato per terrorismo dalla Federazione Russa. Nei suoi confronti era pendente un ordine di cattura internazionale. Prima vera giornata di controesodo sulle strade siciliane, che poi è anche l'ultima di agosto. Code e rallentamenti tra Villafranca e Messina sulla A20 e agli imbarchi dei traghetti, attese anche di 2 ore. E sul rientro pesa il caro prezzi, soprattutto della benzina. Per chi si sposta in aereo è un vero salasso. Francesco Triolo. È l'estate del caro prezzi, quella che sta per concludersi. In questo weekend 11 milioni gli italiani in strada, secondo ANAS, che quest'anno hanno dovuto fare i conti con l'aumento del costo della benzina e di tutti i mezzi di trasporto. A fare il conto in tasca ci ha pensato Assoutenti, che ha evidenziato come chi rientrerà in auto troverà la benzina self-service in autostrada ben oltre i 2 euro al litro, con punte fino a quasi i 2,8 sulla A21 Torino-Piacenza per la benzina servita, ed anche in città.
I prezzi medi non scherzano, non va meglio per chi sceglie il traghetto. Per un Palermo-Genova, 2 adulti, 2 figli e auto spendono il 27 agosto 801 euro e sui treni il rincarico è del 3% annuo. Con queste prospettive quindi si ritorna dalle vacanze e l'attenzione è alta sulle autostrade siciliane. Code e rallentamenti a causa del traffico intenso sono segnalate lungo l'autostrada 20 Messina-Palermo nel tratto tra Villafranca e Boccetta in direzione Messina, sabato 26 dalle 8 alle 16 e domenica 27 agosto dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Agli imbarcaderi di Messina invece attese anche di 2 ore. Dalle 12 di questa mattina sino alle 16 si è registrato un aumento costante dei mezzi in arrivo dallo svincolo di Boccetta e diretti agli imbarchi di Caronte Tourist e di Blue Ferries. In totale 11 le navi in servizio che fanno la spola tra le 2 sponde dello stretto. Monitoraggio continuo per evitare il blocco della viabilità e da oggi sino al 5 settembre a Messina disposto il divieto di transito per il traffico cittadino del Viale della Libertà, destinato esclusivamente alle auto dirette verso il serpentone dei traghetti. Un centinaio le multe elevate nel pomeriggio a chi non ha rispettato il divieto. Autostrade Siciliane consiglia agli automobilisti che intendano traghettare lo stretto di uscire allo svincolo di Messina Centro se diretti agli approdi Blue Ferries e allo svincolo di Messina Giostra se diretti agli approdi Caronte Tourist. Ultimo weekend di agosto che si preannuncia caratterizzato da caldafoso e possibili temporali tra bollina arancione per le ondate di calore ed allerta gialla per rischio meteo. Le temperature massime andranno dai 30 ai 34 gradi, ma quelle percepite toccheranno anche i 40 gradi a Messina e nel Siracusano. Un motociclista di 37 anni è morto in un incidente avvenuto su una strada provinciale vicino a Scordia, in provincia di Catania. La moto si è scontrata con un furgone e per il giovane alla guida non c'è stato nulla da fare. 4 banditi hanno rapinato l'agenzia Unicredit di Giardini Naxos. 3 di loro hanno fatto irruzione in banca mentre un complice è rimasto all'esterno a fare da palo. Secondo una prima stima dei carabinieri il bottino sarebbe di 100.000 euro. Vasto incendio in un costone a Ragusa, Ibla, a provocarlo le scintille di lavoro di una saldatura e la successiva esplosione di una bombola di gas raggiunta dalle fiamme. Arrestato un uomo di 69 anni ritenuto responsabile del rogo. Terzo incendio poi in pochi giorni anche a Gibil Rossa nella zona di Misilmeri. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni sono intervenute 4 squadre di vigili del fuoco e un elicottero della Forestale. Una intera città, Mister Bianco, ha partecipato ai funerali di Natale Bruno, il nostro collega scomparso prematuramente e improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Una persona per bene e un cronista di primo ordine, il ricordo degli amici e dei colleghi. Tonino De Mana. Nella sua Mister Bianco, epicentro di un terremoto che ha sconquassato gli animi per la sua prematura scomparsa, giunta improvvisamente a soli 59 anni, Natale Bruno ha unito tutti. Familiari, in testa la coraggiosa mamma Teresa e al suo fianco l'inseparabile Santa. Istituzioni, rappresentanti delle forze dell'ordine, colleghi, amici e tanta gente comune che gli hanno tributato l'ultimo saluto nella chiesa madre. Sulla bara tanti fiori, una foto ed un microfono, uno degli strumenti del mestiere di noi giornalisti. In oltre 30 anni di onorata carriera spesa tra TV, la sua telecolor e carta stampata, Natale aveva intrecciato rapporti con centinaia di persone. Ha raccontato con dovizia di particolari fatti di cronaca di mezza Sicilia. Si è ritrovato nel bel mezzo di una scossa di terremoto in diretta mentre conduceva il telegiornale. Lui, impassibile, è andato avanti. E non erano impassibili invece i tanti presenti che hanno voluto stringersi attorno per l'ultimo saluto. Alcuni hanno voluto ricordarlo con una testimonianza, come i colleghi Francesco Lamiani e Roberta Lunghi, entrambi assaliti dalla commozione. Tu sarai mancanza, ma noi terremo tu progressione. Lacrime e tanti applausi per un'uscita di scena avvenuta troppo presto. Ciao Natale, la tua redazione. A Favara i funerali del bimbo morto nel naufragio di Lampedusa, straziante il dolore della sua giovane mamma. Davide Sardo. Il dolore straziante di Marianne, la giovane madre ivoriana che ha appena dato l'ultimo saluto al figlio di appena 1 anno e mezzo al cimitero di Favara nell'Agrigentino. Il piccolo Mohamed Junior Diomande è morto nel corso di un naufragio lo scorso 8 agosto al largo di Lampedusa. Rabbia, lacrime e tanta commozione per una morte assurda, inaccettabile.
La piccola bara bianca è stata tumulata nelle cosiddette colombaie accanto ad altri bambini e bambine migranti, alcuni senza nome, morti nelle traversate del Canale di Sicilia. Il corpicino di Mohamed era sbarcato a Porto Empedocle nei giorni scorsi, dopo che la madre ha riconosciuto il cadavere nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Ieri gli è stato celebrato un breve funerale musulmano alla presenza, tra gli altri, dell'imam e dei rappresentanti islamici dell'associazione Oltremare di Agrigento, che chiedono di fermare queste stragi. Bisogna bloccare i trafficanti, arrestarli sicuramente, questo è quelli che li portano in mezzo al mare, li portano alla morte praticamente, si prendono tutta la colpa loro. Anche nell'altra vita, nell'aldilà, non c'è nessun perdono perché la causa principale sono loro e bisogna fare politicamente qualcosa per finire e cercare di dare un limite a tutto ciò. Presente alla cerimonia funebre anche il viceprefetto di Agrigento Gabriele Barbaro ed il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Ogni volta che tumuliamo purtroppo dei bambini c'è sempre un misto fra rabbia e dolore, oggi in modo particolare perché poi la mamma ha portato una foto del bambino ed è stato qualcosa di veramente duro da sopportare, ne abbiamo viste tragedie, però quando poi ti colpisci in questo modo è dura da sopportare. La mamma di Mohamed ha deciso di rimanere a Comitini, ospite di una cooperativa sociale, per recarsi spesso al cimitero di Favara. Non solo fiori, ma sopra la bara bianca è stato poggiato un peluche, un piccolo elefantino con il quale giocava durante la traversata della morte il piccolo Mohamed. La raccolta del sale a Marsala, rigorosamente a mano, come si fa da secoli. Vediamo, Laura Spanò. È tempo di raccolta tra le 100 vasche delle saline Ettore in Fersa di Marsala. Chi visita in questi giorni la zona dello Stagnone così potrà imbattersi in uno spettacolo unico, la raccolta del sale, rigorosamente a mano, quelle delle saline Ettore in Fersa della famiglia di Giacomo Dall'Istaiti. Anche per il 2023, così come lo scorso anno, la raccolta dell'oro bianco, come viene chiamato questo prezioso alimento, avviene dal pomeriggio e fino a sera, una novità ben accolta dai salinai che possono lavorare in orari meno caldi rispetto al passato. Qui è possibile vedere i salinari della Sosalt, eredi della tradizione di un mestiere antico e affascinante, faticoso ma ricco di significati storici e culturali, dal pomeriggio alla mezzanotte muoversi nelle vasche che si trovano nel cuore dello Stagnone, pale piatta alla mano a perpetuare la tradizione secolare del raccolto manuale che consente di selezionare il sale integrale con il suo equilibrio di oligoelementi, magnesio e potassio e che non ha bisogno di alcuna lavorazione per essere consumato direttamente sui cibi. L'obiettivo è continuare la tradizione e la memoria e nel contempo incentivare il turismo. Non far morire la memoria significa in questo caso non far morire questo mestiere ormai iscritto nel DNA dei salinari di Trapani, Nubbia, Marausa, Birgi, Marsala e significa tramandare tradizioni e tecniche che non si possono fare scomparire. Quest'anno la raccolta è partita in ritardo a causa delle condizioni meteo di fine maggio e giugno, quando ancora pioveva, da appena 2 settimane e si prevede una perdita del 25% della produzione. E adesso una breve pausa, tra poco. Le ultime cabine telefoniche saranno rimosse anche in Sicilia entro i prossimi giorni. È la fine di un'epoca lunga oltre 70 anni, fatta di gettoni, code, corse per prendere la cornetta, telefonate ai fidanzati o ai genitori. E c'è già chi le ricorda con nostalgia. Eva Spampinato. Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento? Era la super classica delle telefonate, quella che non poteva mancare nel repertorio degli italiani dal 1952, anno in cui fu installata la prima cabina telefonica, fino alla fine degli anni 90, quando i telefonini cellulari presero il sopravvento su quelli fissi. Da allora ad oggi la cabina telefonica ha cambiato forma, colore, cornetta, tasti, passando dalla manovella ai bottoncini digitali, ma non la sostanza romantica dell'ultimo residuo tecnologico del Novecento, attraverso il quale sono passati sogni, appuntamenti, ricordi, amori e che da domani verrà definitivamente mandata in soffitta. Ci siamo nati, ci siamo cresciuti, le prime telefonate alle prime fidanzatine, alla mamma, sono arrivato a casa. E se gli over 40 hanno molti ricordi legati a questo strumento di comunicazione, i più giovani fanno fatica anche a ricordarne il nome. Cos'è quella?
postazione sarà dismessa. Una postazione? Ah, è la cosa del telefono, dove si chiamava prima? Hai mai utilizzato una cabina? Onestamente no. Non si poteva uscire di casa senza i gettoni. E se non avevi monetine in tasca, le chiedevi agli amici. C'è poi chi la cabina la utilizzava per le chiamate anonime. Pronto? Vigili urbani di Pietrammare? Questa è una telefonata anonima, neanche noi lo sappiamo chi siamo. E chi per gli scherzi telefonici. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Sì? Sono la governante del Conte di Simone. Scherzi ingenui che disegnano il quadro di un'Italia vintage, verace e lontana. Gli scherzi telefonici dei ragazzi di oggi purtroppo hanno il sapore amaro del sexting, del revenge porn, della violenza verbale e visiva. Tutti i sogni ancora in volo. Massimo Ranieri nella Valle dei Templi con un concerto che ha emozionato gli oltre 4.000 spettatori. Davide Sardo. C'era un sorriso anche per me, la stessa luce. Per Massimo Ranieri è un ritorno a casa. Per la quarta volta si è esibito ad Agrigento nella Valle dei Templi portando il nuovissimo spettacolo dal titolo Tutti i sogni ancora in volo, che sta facendo il Giro d'Italia. Ideato e scritto da Edoardo Falcone, Massimo Ranieri è uno show tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. È una parola molto ricorrente nel vocabolario di Ranieri. Il sogno per il cantautore partenopeo è vitale, irrinunciabile, da alimentare a qualunque età. Mia sete, mia salvezza. Dopo il fortunatissimo Sogno e Sondesto, che vanta oltre 800 repliche, anche quello visto ieri sul palco del Teatro della Valle dei Templi è stato un Massimo Ranieri in grande forma, che ha offerto al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio. Se vuoi non ti darò dei consigli, non servono. Ancora una breve pausa, poi il calcio, vedremo il nuovo look dello stadio Massimino. A tra poco. A una settimana esatta dall'avvio della Serie C siamo stati allo stadio Angelo Massimino, che sarà consegnato in tempo utile per la prima di campionato, che vedrà opposto il Catania al Crotone. Marco Carli. Il colpo d'occhio del Massimino una settimana dal via del campionato, una corsa contro il tempo, le tappe bruciate per consegnare lo stadio non nel febbraio del 2024 come previsto, ma prima dell'esordio del Catania in Serie C. Gli interventi sul manto erboso, rasato per consentire all'erba di respirare meglio e avere un green dal colore uniforme in seguito. La nuova pista d'atletica rigenerata e poi i seggiolini in tutto lo stadio, questi quelli della tribuna VIP, l'illuminazione e i posti recuperati per gli spettatori con i lavori che hanno ridotto lo spazio per il settore ospiti. I settori essenziali consegnati 6 mesi prima è sicuramente un miracolo. Più tanti altri lavori silenziosi sull'antincendio, sull'impianto idrico, uno step che parte dall'ultima partita con il Sorrento, ahimè, la brutta partita con il Sorrento, sino ad oggi, quindi davvero poco tempo e in poco tempo sono stati conclusi tanti progetti in tanti settori. Il tempo corre, ma poi ci sarà spazio per altri interventi. Proprio ieri abbiamo fatto un sopralluogo proprio col sindaco Trantino per vedere lo stato dell'arte e devo dire lui è rimasto molto soddisfatto. Ci sono ancora tante cose da fare, tante piccolezze da sistemare, dalla verniciatura un po' di tutte le tribune, dalla sistemazione di altri bagni, dalla collocazione del maxi schermo che sarà fatto proprio subito dopo la prima partita, così come anche l'impianto audio sarà installato nelle prossime settimane, e quindi tanti piccoli lavori che naturalmente non sono influenti sull'inizio del campionato, perché come sapete le cose fondamentali sono state comunque tutte portate avanti e quindi siamo certi di arrivare all'appuntamento dell'1 settembre appunto in tempo per poter disputare Catania-Crotone. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.